Nonostante l'impugnativa per il presidente Schifani, la legge di stabilità regionale ha retto nel suo impianto complessivo. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha infatti impugnato due norme: l'articolo relativo agli incentivi economici al personale regionale e quello che fa riferimento alla trasformazione del CEFPAS in ente del sistema sanitario regionale. Non è in discussione invece l'articolo sull'aumento delle giornate di lavoro agli operai forestali, norma che è stata riformulata e trasmessa agli uffici del Ministero, chiarendo che non è prevista alcuna nuova assunzione, ma si tratta piuttosto di un incremento delle giornate di lavoro per una parte di operai forestali già interni al bacino, finalizzata a potenziare le attività di contrasto degli incendi. Per quanto riguarda il collegato alla finanziaria regionale, intanto il governatore ha convocato una riunione con il ragioniere generale Tozzo e il capo di gabinetto Sammartano per analizzare punto per punto i rilievi effettuati dal governo nazionale alle norme dello stesso collegato alla legge di stabilità, per affrontare, dice, gli elementi necessari a superare le criticità indicate.